insomma nel DNA dei veneti, dei trevigiani c'è il ciclismo, per la tradizione sportiva, anche imprenditoriale di questo territorio, quindi è un territorio che tanto ha dato al ciclismo e che tanto dà nel momento in cui arrivano queste manifestazioni di livello mondiale, dove i trevigiani si riversano nelle strade semplicemente per tifare i corridori, i loro preferiti. Quindi davvero bello. Ringrazio RCS, ringrazio la Regione Veneto, il Presidente Luca Zaia per aver creduto ancora una volta nelle potenzialità della città di Treviso. Adesso ci godiamo questa partenza e poi cominciamo a sognare anche per il futuro, perché insomma con Fausto Pinarello e la Cicli Pinarello non ci poniamo mai limiti e credo che Treviso abbia delle potenzialità enormi. Quando parlo di Treviso parlo di tutto il territorio provinciale, ovviamente, non limitandomi alla città di Treviso. Però insomma credo che queste siano grandi opportunità, una vetrina nel mondo per la città. Ovviamente mi scuso se qualcuno subisce qualche disagio, perché quando porti in città queste manifestazioni qualche piccolo disagio c'è, però la valenza e l'importanza di queste manifestazioni è superiore.